Siamo giunti alla settima conclusiva corsa, centrale dall'Arcoveggio, una bella categoria C sul miglio. Zarevic Blessed, Abagua, l'unica Cagemar, Alouette, Zolaki, Vincent Trio, Americ Clemar e Zimmy Cab, macchina che accelera. Partiti in questo momento con la velocità iniziale di Abagua e Alouette che lottano per il comando. Abagua in testa, Alouette si getta di galoppo. E così in seconda posizione rimane Numero unica Cagemar, 4, a largo Alouette, c'è Zolaki, lungo la squalificato. corda è Americ Clemar e altri più indietro con Zarevic Blessed che parte molto piano come suo costume. Se ne vanno i primi 200 in 14 con Abbagual che conduce, ora cerca di rallentare l'andatura, 28,8 il quarto. All'esterno è rimasto invece Zolaki che copre ora unica Cagemar in seconda posizione e si trascina. Zimmy Cab, terza posizione lungo la corda per Americ Clemar, poi Vincent Trio, Zarevic Blessed. 43,9 il passaggio ai 600 davanti alle tribune, in vantaggio Abbagual, Zolaki si impegna al lato di unica Cagemar, si trascina Zimmy Cab e quindi Vincent Trio, mentre c'è l'errore di Zimmy Cab. Numero Dopo 800 metri in 58,1 continua a fare andatura Abbagual. Dopo un primo quarto in 28,8, un secondo in 29,3 e ora un parziale in 14,2 numero per 5 Zolaki per arrivare al squalificato. chilometro in 1,12,7. Ha sbagliato anche Zolaki e ora cerca di avvicinarsi Vincent Trio che è seguito da Zarevic Blessed. 400 alla conclusione, 14,5 la frazione, sempre Abbagual in vantaggio, Vincent Trio che attacca, poi unica Cagemar e all'esterno Zarevic Blessed, completamento della curva finale, ingresso in addirittura d'arrivo, Abbagual e Vincent Trio alle prese, corsa ancora apertissima ma sta passando a centropista Vincent Trio insieme a Zarevic Blessed che sta facendo un vero e proprio numero. Zarevic Blessed viene a vincere dall'alto di una forma strepitosa, batte Vincent Trio, mentre per il terzo forse lungo la corda unica Cagemar, ha ragione di Americ Clemar, ma sono vicini. 1,12,2 il ragguaglio conclusivo, aveva impressionato l'ultima volta Zarevic Blessed, oggi fa qualcosa di più ancora perché rimane ultimo in partenza e sull'andatura velocissima di Abbagual sforna una prestazione davvero notevole, venendo via i 600 finali dalle ultime posizioni e avendo netto sopravvento in retta d'arrivo. Andiamo a rivedere il finale di unica Cagemar, di Zarevic Blessed che va sulla coppia di testa. Vincent Trio intanto si sta avvantaggiando su Abbagual che ormai è in difficoltà, passa nettamente Zarevic Blessed per il triplo di Roberto Vecchione e Holger Ehlert. Per il secondo posto andiamo a rivedere le immagini al rallenti, vedete netto primo piano di Zarevic Blessed, mentre per il secondo sul palo Vincent Trio dovrebbe aver conservato il secondo posto, ma aspettiamo naturalmente il responso della giuria. È tutto per questo convegno di corsa e l'appuntamento è per giovedì prossimo.